Un uomo raccoglie un sasso e lo scaglia contro il rosone della chiesa di Santa Maria Assunta e poi si allontana indisturbato. La scena viene ripresa con un cellulare da un cittadino di Mogliano e il video finisce rapidamente nei social. È soltanto l'ultimo episodio che alimenta la preoccupazione in città. Negli ultimi giorni, infatti, si sono susseguite 3 gravi risse con diversi feriti. Una situazione che riaccende il dibattito politico tra la Lega e il sindaco Davide Bortolato di Fratelli d'Italia. La Lega chiede maggior controllo del territorio, maggiore sicurezza e più presenza delle forze dell'ordine. Questo ce lo chiedono i cittadini e lo chiediamo noi come amministratori. La Lega punta il dito contro l'amministrazione comunale e sostiene che, da quando l'ex vice sindaco e assessore alla sicurezza Leonardo Muraro ha lasciato l'incarico, il presidio del territorio si sia indebolito. Chiediamo il ripristino dell'assessore alla sicurezza perché è una figura fondamentale di fiducia per tutti i cittadini e per coordinare le attività. Altra cosa molto importante è l'implementazione della polizia locale perché sì, ci sono, ma non sono sufficienti a controllare tutto il territorio. Ne abbiamo parlato in passato, fa parte del programma elettorale, la tenenza è importante, ma dobbiamo essere più incisivi nel cercare di ottenerla. Altra cosa molto importante è la presenza che abbiamo avuto in passato della POF. Sarebbe auspicabile una presenza costante della Polizia di Stato nella nostra stazione, che è una delle più importanti del Veneto. Sulla stessa linea anche Leonardo Muraro, che rivendica il lavoro svolto negli anni passati e invita l'amministrazione a intervenire con maggiore decisione. Sono estremamente preoccupato e deluso per la mia città, la Perla del Taraglio, una delle più belle città della provincia di Treviso. Da ormai 3 mesi il sindaco ha voluto avocare a sé la delega della sicurezza cittadina, togliendomi le deleghe, e i risultati si vedono. Mogliano sta diventando il nuovo Far West, non c'è attenzione e programmazione, non si è voluto intervenire per finanziare sicurezza e questi sono i risultati. A raccontare il clima di tensione è anche un barista della zona, testimone indiretto della violenta rissa nella quale sono rimaste ferite 3 persone. Siamo tutti un po' preoccupati anche solo per quelle persone che parcheggiano in zona e devono venire qua e magari a una certa ora che non è tardi, si parla delle 11, mezzanotte, ma come sono preoccupate le commesse che chiudono il locale, magari il negozio alle 7, alle 8 di sera.